Chi come so con amici, perché io conosco Nodius Gnot, insomma, e ho avuto gusto invitare perché hanno un al di new di presentarnos, intanto di gioventù, e che mi fa un lavoro di piacere, gioventù che è fedele per Furlan. E allora io come con tutte le battute di man, sto facendo le robe come dire organizzate bene, us presenti i TNF. Allora, il gruppo TNF, ecco qua che sono, tutti e tre e sono donne di me, mi si vede chiaro, no? Perché con le golarine che mi piacerebbe anche a me, i vesti che hanno un più bottone, robe straordinarie, biele. Allora, come c'è intanto due parole, giusto per conoscersi, per far conoscere intanto qui cos'è. Allora, tu sei? Io sono Emilio Bertos. Emilio Bertos. Allora, Emilio, a te ti domandi, c'è motivo strutturato, c'è faseso, guarda, come trio, io sono andato a chiacchierare di teatro, sono andato a chiacchierare di musica, sono andato a chiacchierare, ma in realtà c'è faseso. Allora, TNF sta per Teatri Nazional Furlan, no? Noi abbiamo attaccato facendo conti sempre per Furlan, per il teatro, con tante storie di paese, avventure che ognuno può riconoscersi praticamente. E dopo plan plan, più che andavamo davanti alle robe, abbiamo pensato anche di mettere all'inizio dei conti anche dalle musiche che scrivevano a questo noi insieme, perché si legge bene, che si sente bene una roba nuova, insomma. Per creare, insomma, queste atmosfere, per vestire, ecco, le conte. Esatto. Io ho gusto di Fabio di Achito, tu hai fatto un libro intanto, che sono Dome gli Conti, no? Esatto, il libro si chiama Appuest, sì. E l'ho scritto io. E sono un vincitore storico Curtis, che racconta storie di paese, di int. Beh, ma te dite fra noi come sono storie anche come di succeduti, veri, un po' camuffati forse, sono no? sicuramente camuffati. Sì. Io penso che ognuno dal proprio piccolo, dal suo paese può riconoscere altri, ma non... È cercato di camuffare anche perché io penso che le realtà di ogni paese siano più o meno simili per tutti. Sicuro. Esatto. Sicuro. Allora io come dopo avete conosciuto te, conosci? Andrea Duz. Andrea, tu sei il musicista dal gruppo, in cui sei? Un dei musicisti. Un dei musicisti? Sì, in due. Sì, dicono che ti piace questo tipo di lavoro, cioè chi non sono chiantati di fare, chi sono di vestiti o vendite conti, storie? Sì, il fatto di suonare su un conte, lette tal live, sì. Anche recitare, alle per me con PBL che suona in un gruppo che fa le chiantate. Tal spettacolo che facciamo noi saranno anche chiantati, canzoni sempre inestri su tutte musiche originali. Però che fa di poter dare un contorno, un arricchimento alle conte, per me è tanto gratificante. Benissimo, no, già una roba interessante che mi fa piacere sentire di voi. Per dove che ti passi davanti, che voi a conosci allora? Luca Gazzetta. Luca Gazzetta, beh, una domanda anche a te, insomma, tu fai parte, allora tu suoni un po'. Esatto, con Andrea, abbiamo scritto tutte le canzoni, no? Io e lui. Allora, io avrei scosso domandare a te, tanto per capire sempre di più il vostro tipo di lavoro, di arte, che fate, c'è progetto sveso, come c'è stato facendo, ecco, io ho gusto di mia videos, c'è non presentai. Sì, come non manca il nome di finire la parte grafica del CD e dopo abbiamo già attaccato a lavorare per portare dai teatri che lavoro qui, che sarà un insieme appunto di contis, con la musica fatta dal VIF, da UR, sempre di me Andrea, e dopo anche canzoni dal Miec. E ovviamente spereremo di portarle a Tor per tutto il Friuli, anzi spereremo per tutto il mondo, anzi. Sicuramente, va bene, allora mi pare che ho ben presentato Dotcumo, allora io ho gusto di sentire la conte, appunto musicale, con un contorno musicale, che si intitola Tradito dalla morte. Tradito dalla morte, allora organizzaisi, preparaisi, che si sente in queste conte. Marino era il puestin del paese, al girava in bicicletta e al conosceva tutti. Una lettera arrivava dal sicuro. Anche se era qualche errore di direzione, ti portava i packs a casa, se non era rimasto grandi. E a cui che voleva portava anche i besi a pensione già di scambiati. Non si sa se molto che poteva, ma era così. Ploe, aiar, sorelli o neve, Marino arrivava sempre. Aveva una voce forte. Se aveva declamati per farti firmare, attaccava sberlata all'imprenta via. Le sole mandule che domandava, all'era un tai,
massimo 2, che a turni qualchedun gli tirava fuori. D'or di lui il bassotto, un chianat vagabond che nessuno al voleva. Non si sa di dove che fosse arrivato, ma di ponte in blanc all'attaccata la daura al puestin. E i due a faceva in coppie fisse. Un denante a businà, pueste, che l'altri daura baia. Marino alla portata lettere sparduto il paese. Ma che poi brutte le ha portate per sé. Allora era già un po' di team che stava poco ben, che si sentiva stra, che al faceva più fatture con la bicicletta. Diventavi al vecchio, dal sicuro, ma non era tutto chi. In che dì ieri arrivati le analisi dall'ospedale. Canca. Un dito se sviv, che altre no, che altre, per puestin, era che d'ogni. Tal'imprino il credeve, ma dopo l'attaccata a velissi, a pensare che per più parte inti struc da vita non era nuie. Marino l'ha deciduto che per lui non aveva di sé di così. Troppo restavi un anno, 2, non importa, aveva di sé di migliore, aveva di sé di che non aveva mai vivuto prima. Mai poi tignissi per un senso del lavoro che lo aveva imprigionato per una vita intera. Fatta lei che Marino al moledotto, al dire la liquidazione, al va in banche, a si fa stare due chibes, i sparains e al tacca a vivi. Lui e il bassot a torpare il mondo. Alla veduto troppi bielis, si divertù tanton, alla spinduto tutto. Tanti volte se lo cor morì per vivi ben. All'era stato il mio grande sovite, a stave ben, propite ben. Anzi, ma se ben. E il cancer? Si chiama miracolo, cool, c'è che voleis. Ma Marino all'era guarito. Come che all'era arrivato il cancer, così era la via. Si avevano sbagliato prima. E tu chi controlli? Boh. Le sole robe sicure, a ieri che come lui non aveva più nuie, né di mal, né in sacchette. A torsi conte che aveva tirato in devat come un barbone. Altri s'addisin che aveva chiatato un parente che lo ha chiotto in chiesa. A ogni modo, Marino alle sparì dal paese. Una voce e a dit di velo veduto a Tor Parudin a domandare l'elemosine col suo passotto, con un cartello. Aiutate il povero Marino tradito dalla morte. TNF, bravo, grazie. Beh, siamo una bella idea che mi è piaciuta e anche una bella conte. Complimenti a tutti voi. Io vi ringrazio per essere stati presenti qui e buona fortuna, come si dice, dal vostro là in denant e sostenete e mantenete il nostro favela Furlan. Grazie. A quel punto qui, Zuleika, che succede al comune? E come il filmato Impari le nostre lingue. La nostra frutta che ci insegna qualche notte furlane, sentite.